analizzato senza bisogno di dire aspettiamo i prossimi 15 anni per fare l'ospedale unico. Chiudo su sta vicenda perché sono stato lungo sulla questione dell'ospedale unico dicendo la mia contrarietà e il perché della mia contrarietà. Io non sono uno che non sono innamorato dell'ospedale sotto ogni campanile. Dico però che oggi la conformazione del Veneto orientale e la sua rete di mobilità non ci consente di essere a ridosso di un ospedale unico nel quarto d'ora 20 minuti che la medicina moderna dice dover essere il raggio di azione di quell'ospedale, perché dalle spiagge durante il periodo estivo non porti nessuno in 20 minuti, né da Caorle a Portogruaro né da Caorle a San Donà. Fai fatica a fare 20 minuti da Eraclea a Jesolo, fai fatica a fare in 20 minuti Cavallino-Jesolo, oppure Cavallino gravita su Venezia, però d'estate le emergenze e le urgenze finiscono lì. E perché la conformazione del nostro territorio così lungo fa che cosa? Fa una cosa molto semplice: aumenterebbe a dismisura le fughe e aumenterebbe molto probabilmente la tendenza fra quelle persone che dicono beh insomma a questo punto andiamo in Friuli, se tutti i servizi li abbiamo lì, cazzo stiamo a fare in Veneto? Stai in Veneto, stai in Friuli, cosa mi cambia? L'importante è che io abbia i servizi e se quelli me li danno tanto vale che io ci vada, no? Poi ci scontriamo, vuol dire, con una mentalità leghista che dice noi vogliamo la nostra autonomia, vogliamo il nostro federalismo, e il nostro federalismo però si riduce a essere questo. Vi faccio l'esempio: noi abbiamo approvato oggi la legge sulla istituzione del fondo unico della non autosufficienza, quindi solo le normative, senza i soldi, e su questo abbiamo litigato furibondamente con la maggioranza, ma le abbiamo promesso che durante la fase di bilancio proveremo a recuperare quei 100 milioni che sono necessari per attivare il fondo, altrimenti resta semplicemente, vuol dire, un bel decalogo, no, di comportamenti e di comportamenti per accedere al fondo, ma senza risorse è difficile farlo partire. Sono quelli che dicono, cioè, noi dobbiamo scrivere che l'accesso al fondo della non autosufficienza lo debbono avere solo coloro i quali sono residenti in Veneto da almeno 5 anni. E se i friulani facessero la stessa cosa in sanità, noi che cosa faremmo? Cioè, per dire che la questione del federalismo sbandierata in questo modo o applicata in questo modo rischierebbe di creare, voglio dire, delle situazioni veramente ingovernabili. Invece noi abbiamo un altro principio nella nostra Costituzione, che ci guardiamo bene dal non abbandonare e non farcelo intaccare neanche dai leghisti, che è quello dell'universalità delle prestazioni. Per cui io vado dove mi trovo meglio, e la competizione è su questo. Noi abbiamo una buona sanità, poi in alcuni punti, voglio dire, è carente e quindi provoca questo tipo di situazioni, cioè le grandi fughe che sono milioni che vanno in un'altra regione, potrebbero stare qui e potrebbero stare qui, non con grandi investimenti, voglio dire, ma con tanti piccoli accorgimenti. Ivana prima chiudeva dicendo, insomma, un tempo si faceva anche la formazione per migliorare il rapporto pazienti-operatori, oggi non si fa più neanche quello. Provate a pensare se, voglio dire, le situazioni di uso della prenotazione, no, per qualsiasi tipo di esame si potesse fare come si fa nella 13 ad Olo Milano nelle farmacie. E nelle farmacie, visto che non ci sono ancora neanche lì le UTAP, nelle farmacie si vanno a ritirare anche gli esami, li mandano lì. Cioè sarebbero delle cose semplici che renderebbero più fideistica, no, l'attenzione, voglio dire, alla tua sanità, e allora saresti anche invogliato, no, qualche volta se c'è qualcosa che non va, anziché lamentarti e dire vado a Pordenone, no,
ti verrebbe la voglia di dire no, non vado a Pordenone, vado al dirigente e gli chiedo scusa perché siamo in queste condizioni, cosa manca, c'è una maggiore responsabilità anche da parte loro. Questa è l'idea insomma che il centro-sinistra ha sulle cose che non funzionano nel Veneto orientale. Poi fra di noi, parlo di Partito Democratico adesso, abbiamo bisogno di fare un'altra operazione, abbiamo bisogno di avere una condivisione sull'impostazione politica dell'intero territorio del Veneto orientale. Cioè noi dobbiamo smetterla anche noi di essere nel dualismo portoghese-sandonatese nella sanità, perché se anche noi lo teniamo non avremo mai la forza di dire all'ASL o di dire ai cittadini sposate la nostra idea politica invece di quella del centrodestra, perché non siamo diversi da loro, perché non saremo credibili. Allora il definire l'integrazione San Donà Portogruaro come i due principali ospedali di rete è fondamentale. Allora vediamo quali sono le attività di condivisione e quali sono le attività riallocate, voglio dire, nei due ospedali, che consentano ai due ospedali di rispondere, voglio dire, al fabbisogno di richiesta di sanità dei due territori. Perché è chiaro che ci sono delle attività che sono necessariamente doppie, ma alcune attività, se vogliamo tenerle e se vogliamo accrescerle, cioè avendo dei professionisti di eccellenza o comunque bravi, dei quali poterci fidare, non possiamo averle tutte sdoppiate, non sta in piedi. Non a caso si è coniugato, voglio dire, ospedali di rete a forte integrazione per questo, e alcune cose le avrà Portogruaro e altre cose le avrà San Donà, e altre cose saranno collocate sia a San Donà che a Portogruaro. Allora noi abbiamo bisogno di fare una discussione fra di noi. Dicevo prima a Ivana e al vostro coordinatore che ho intenzione, o prima dell'8 o dopo dell'8, di provare a convocare i coordinatori dei circoli per provare ad iniziare un ragionamento fra di noi. Perché noi dobbiamo uscire con una nostra unica posizione sulla sanità nel Veneto orientale se vogliamo essere credibili in una battaglia. E ovvio detto, la nostra idea è quella dell'area vasta, è quella della valorizzazione, è quella sì dell'ospedale di riferimento provinciale, ma anche della valorizzazione dei territori, in modo tale che nei territori i professionisti continuino a venire non sentendosi mortificati, non dovendo fare la visita di routine, ma ci sia anche la crescita professionale. Se non c'è crescita professionale, per questo noi siamo contrari all'ASL unica provinciale, perché l'ASL unica provinciale avrebbe la concentrazione nell'ospedale provinciale e tutto il resto diverrebbe semplicemente, voglio dire, il post acuzie da fare nel territorio. Allora voi capite che nel post acuzie non ci verrebbe nessun medico, e nessun medico viene per non crescere professionalmente, che sa che se viene qui può crescere solo se arriva nell'ospedale provinciale, se no qui deve fare solo la routine quotidiana. E allora la nostra sanità è una buona sanità, una delle migliori in Italia e una delle migliori in Europa,